principali notizie. Denaro, viaggi, regali per promuovere protesi acustiche. Scoperto dalla Procura di Siracusa un meccanismo di corruzione, 22 gli indagati. Ci sono anche vertici del reparto di otorino-laringotraia del Policlinico di Catania. La storia di due sorelline sopravvissute ai bombardamenti nella striscia di Gaza. Le due ragazze di 15 e 10 anni sono ricoverate al Cannizzaro di Catania con ustioni e ferite agli arti. A Castelvetrano 2000 persone hanno partecipato alla fiaccolata in memoria di Mary Bonanno, l'insegnante uccisa dal marito che poi si è suicidato. Un'amica della vittima in lacrime, ricordo la sua umanità. Il cimitero di Catania circondato da rovi e sterpagli. A ottobre le fiamme minacciarono confraternite e lapidi. Ora la storia potrebbe ripetersi. A Palermo esplosione e crollo di una gelateria in piazza Tonnara all'Arenella, ancora incerte le cause del rogo. Taormina Film Fest, l'eleganza di Catherine Deneuve, non sono una diva, dice. Calcio, attesa a breve l'ufficialità di Pippo Inzaghi alla guida del Palermo, Borrelli ed Esposito tra gli obiettivi di mercato del DS Osti. A Catania, con l'arrivo dei Ross Pelligra, si gettano le basi per la prossima stagione. Buongiorno, denaro, viaggi e regali per promuovere protesi acustiche. Scoperto dalla Procura di Siracusa un meccanismo di corruzione che ha portato all'iscrizione di 22 persone nel registro degli indagati. Tra questi anche i vertici del reparto di otorino-laringotraia del Policlinico di Catania. Roberta Lunghi. Denaro contante, viaggi e cene, arredi e attrezzature per gli studi privati offerti a medici e sanitari compiacenti pur di aumentare la clientela e dunque l'arricchimento della Microfon, la ditta siracusana che fornisce strumenti e protesi acustiche tra Siracusa, Catania e Ragusa. L'inchiesta della Procura di Siracusa retta da Sabrina Gambino ha scoperchiato un sistema che svelerebbe un patto tra imprenditori e medici, dove la salute delle persone diventa lo strumento del business e che ha portato all'iscrizione nel registro degli indagati di 22 persone, tra i quali, come si legge sul quotidiano La Sicilia, anche noti medici del Policlinico di Catania, dell'unità operativa complessa di otorino-laringoiatria, Igola Mantia, ex presidente dell'Ordine dei Medici di Catania, Luigi Maiolino e Pasquale Albanese, e ancora l'otorino Raffaele Azzaro. Tra gli indagati anche il primario del Gravina di Caltagirone, Salvatore Ransisvalle, Pasqualino Monea, primario del Santissimo Salvatore di Paternò, e Leila Pintaldi, che opera negli ambulatori dell'ASP. In cambio dei regali promessi dai fratelli siracusani Angelo e Giuseppe Violante e dal cognato Paolo Allibrio, titolari della Microfon, avrebbero attuato comportamenti che arrivavano anche ad attestare in alcuni pazienti falsi problemi di udito per giustificare le forniture acquistate. Come da patto, il denaro in contante sarebbe stato il 15% sugli incassi per i dispositivi venduti, ma tutto è ancora da dimostrare in un'inchiesta che è dichiaratamente solo all'inizio e che promette altri risvolti ed eventuali conferme alle ipotesi investigative. Adesso la storia di due sorelline sopravvissute ai bombardamenti nella striscia di Gaza. Le due ragazze di 15 e 10 anni sono ricoverate al Cannizzaro di Catania con ustioni e ferite agli arti. Emanuela Corsi. Stremati dalla fame, feriti, uccisi dai raid aerei. A Gaza non si ferma la strage di innocenti. Adam è l'unico sopravvissuto di 10 fratellini. Gli altri 9 sono morti durante un bombardamento aereo che ha colpito la sua casa. Ieri il piccolo di 11 anni è arrivato a Milano assieme alla madre per ricevere le cure. Ma non c'è solo la drammatica storia di Adam. Anche Catania ha accolto 2 piccole superstiti ricoverate da 3 settimane all'ospedale Cannizzaro. Sono 2 sorelline di 15 e 10 anni, arrivate in Sicilia con la madre e un fratello. L'altro assieme al padre sono morti nei bombardamenti. Ustionate e ferite sono state affidate alle cure del personale sanitario di chirurgia plastica. Sono giunte alla nostra osservazione con ferite da scoppio già trattate sul posto a Gaza e con ferite ancora in corso di guarigione. Si tratta di ferite importanti al gomito, ferite importanti alla regione posteriore del corpo e con piccole ferite sparse, esito di penetrazione di corpi estranei. Non ci sono solo le ferite fisiche, ma anche i traumi della guerra. Sono particolarmente provati e
È chiaro che trovarsi in un ambiente come questo per loro è avere anche un'iniezione di ottimismo, in un certo senso, un tentativo anche di rientrare alla normalità. È quello che noi stiamo cercando di fare con le nostre pratiche mediche, ma anche un po' con quella vicinanza che possiamo dare a dei bambini che meritano magari una vita più normale. Cosa hanno chiesto a voi medici, diciamo, a quanti le stanno assistendo? Quello che può chiedere un bambino di 10 anni, quello che può chiedere una ragazzina di 15 anni, gelato, magari qualche gadget o comunque la possibilità di potersi interfacciare con il mondo. Chiedono la presenza di internet, chiedono un telefonino con il quale dialogare anche con amici che hanno lasciato forse a casa loro. A Caltanissetta 10 persone sono state arrestate per aver organizzato una rete di spacciatori violenti e minacciosi anche con ragazzi minorenni. Sentiamo Rita Cinardi. Sono 10 le persone arrestate tra Caltanissetta, Gela e Siracusa nell'ambito di un'operazione dei carabinieri che, coordinati dalla Procura distrettuale antimafia nissena, hanno sgominato un'organizzazione criminale dedita allo spaccio di stupefacenti. Secondo gli investigatori, i componenti della banda, tutti con compiti ben precisi, avrebbero acquistato da fornitori di Gela e successivamente piazzato nel capoluogo nisseno decine di chilogrammi di hashish che veniva stoccato, custodito e trasportato sino alle varie piazze di spaccio dove altri sodali, addetti al confezionamento e alla vendita al dettaglio, si sarebbero occupati della gestione agli assuntori. Gli indagati avrebbero avuto atteggiamenti violenti e minacciosi anche nei confronti di acquirenti ancora minorenni. Un giro d'affari che si aggirava attorno ai 200.000 euro, con profitti pari a circa 800 euro al giorno. In una circostanza, uno degli indagati avrebbe confidato ad un conoscente di aver lavorato per un breve periodo come bracciante agricolo, ma che a fronte di soli 80 euro al giorno, l'attività di spaccio le avrebbe assicurato invece guadagni giornalieri di quasi 1.000 euro. Gli investigatori hanno anche documentato l'applicazione di tassi di interesse usurari per gli assuntori che non pagavano, costretti a versare 20 euro per ogni giorno di ritardo. Inoltre, a 2 dei destinatari della custodia cautelare in carcere, individuati dagli acquirenti quali stabili fornitori dell'organizzazione criminale, è stata contestata e riconosciuta dal GIP l'aggravante dell'aver favorito Cosa Nostra. A Castelvetrano 2000 persone hanno partecipato ieri sera alla fiaccolata in memoria di Mary Bonanno, l'insegnante uccisa dal marito che poi si è suicidato. Sentiamo Laura Spanò. Era un'amica cara che purtroppo non c'è più, non ci riesco, mi dispiace. C'è una cosa che ancora ricorda di Mary? La sua dolcezza e la sua umanità. Non servono altre parole per commentare quanto sia grande il dolore di chi conosceva Mary Bonanno, l'insegnante uccisa venerdì scorso forse in un raptus dal marito Francesco Campagna, che poi si è suicidato. Ieri sera, per ricordare questa donna, questa madre, questa moglie, hanno sfilato per le vie di Castelvetrano oltre 2000 persone, donne e uomini, amiche e semplici conoscenti, molte le colleghe di Mary. Ognuno di loro recava al collo una sua foto e un nastro rosso. La fiaccolata, che si è svolta in un silenzio surreale, è partita da piazza Escrivà per raggiungere la chiesa madre. Mary era profondamente religiosa, come racconta Don Rino Randazzo. Allora, una donna dedita alla famiglia, al rispetto del prossimo e soprattutto al suo donarsi ogni giorno per l'intera comunità. Proprio il giovedì, prima di morire, aveva fatto il suo l'ultimo servizio alla comunità, alle persone che sono bisognose. Mai più fatti del genere a Castelvetrano e l'impegno del sindaco Giovanni Lentini. Continuare insieme al sistema associativo ad parlare con le donne. Nel contempo dobbiamo riprendere quello che abbiamo fatto l'anno scorso nelle scuole per poter comprendere e soprattutto per poter introdurre ed educare alla cultura dell'amore e non del possesso. Diventa retroattiva l'efficacia della norma regionale per il sostegno alle vittime di femminicidio. La Regione potrà assumere i parenti o assistere nel percorso di studi i figli delle vittime. Manlio Viola.
Diventa retroattiva l'efficacia della norma regionale per il sostegno alle vittime di femminicidio già contestata da Roma. La Regione potrà assumere i parenti o assistere nel percorso di studi i figli delle vittime di reati accaduti in precedenza in Sicilia o anche le stesse vittime di sfregi dovuti a odio di genere. L'emendamento che consente di applicare la norma già varata all'inizio del 2024 ma rimasta praticamente lettera morta è stato approvato ieri pomeriggio dal Parlamento siciliano. Di fatto adesso la disposizione di legge potrà essere applicata anche agli episodi storici di femminicidio avvenuti nell'isola. Insomma, le donne vittime di violenza con sfregio permanente e gli orfani di femminicidio saranno assunti dal comparto regionale. Ma questo ancora non basta, secondo Vera Squadrito, che vive sulla sua pelle una vicenda del genere. Io da vittima di femminicidio in vita, quindi da madre di una ragazza uccisa e che cresce una bambina orfana, vedo ancora oggi delle criticità importanti che desidero segnalarli. Questa retroattività va fatta anche per quanto riguarda i fondi, perché è importante che facciamo sentire la vicinanza anche ai nostri bambini, soprattutto perché vivono un momento molto difficile che è quello di elaborare un lutto. L'applicazione della legge dunque dovrà ancora superare alcuni scogli, primo fra tutti quello del vaglio da parte del Consiglio dei Ministri che potrebbe impugnare la legge, ma la Regione ci sta comunque provando. La Procura di Messina ha chiuso l'inchiesta sull'omicidio di Sara Campanella, la studentessa universitaria di Miss Mary uccisa a Messina il 31 marzo ed è pronta a chiedere il giudizio immediato per l'indagato Stefano Argentino che ha confessato il delitto. Ad Argentino vengono anche contestate le aggravanti della premeditazione e della crudeltà. Adesso c'è un SOS incendi, è quello che riguarda il cimitero di Catania, circondato da rovi e sterpaglie. Lo scorso ottobre le fiamme minacciarono confraternite e lapidi. Ora la storia potrebbe ripetersi. Tonino De Mana. Il rischio di rivedere queste apocalittiche scene è elevato. 1 ottobre 2024 un vasto incendio incenerisce diversi ettari di terreno e lambisce il cimitero di Catania. A distanza di 8 mesi la storia si potrebbe ripetere con le sterpaglie che hanno ripreso il sopravvento al confine con il parcheggio del Divino Amore. Per la verità una prima avvisaglia c'è stata, ma per fortuna è andata bene. Le fiamme in questo caso hanno incenerito soltanto una porzione di terreno a ridosso della strada. Ma l'emergenza attorno al Camposanto esiste e l'abbandono delle aree esterne preoccupa tutti. Queste le condizioni di Fondo Romeo, trasformato in una mega discarica a cielo aperto. Immaginate se da queste parti dovesse scoppiare un incendio. Tra la strada pattumiera e il cimitero scorre il torrente Acquicella, ma le faville incandescenti potrebbero comunque raggiungere lapidi e tombe dove ci sono ampie aree di vegetazione secca. Molte zone del cimitero versano in abbandono. Sul passaggio stradale c'è anche una bella pedana in mostra. Nella parte alta, all'altezza degli uffici della multiservizi, restano inspiegabilmente chiusi i servizi igienici e anche qui il degrado è sotto gli occhi di tutti. Intanto, dopo un nostro servizio denuncia, è stato finalmente ripulito il campo comune. L'area è decisamente più decorosa, anche se rimane disordinata, con lapidi e marmi disseminati qua e là. Dopo il dissequestro dell'area interessata dall'esplosione del 21 gennaio per una fuga di gas, dalla successiva esplosione che ha sventrato 2 palazzine, siamo a Catania, sono state riaperte al traffico le vie Galermo e Fratelli Gualandi. Conclusi i sopralluoghi dei consulenti nominati dal Tribunale, è stata coperta l'enorme buca che per il momento rimane transennata nella zona ed è stata ripristinata anche l'illuminazione pubblica, facendo tirare un sospiro di sollievo ai residenti che per quasi 5 mesi hanno dovuto fare i conti con l'oscurità. Adesso a Palermo esplosione e crollo in una piazza Tonnara all'Arenella. Per cause ancora da accertare è andata distrutta una gelateria nella notte. Crolli e paura anche in una palazzina di 3 piani proprio sopra la gelateria. Sentiamo Marco Gullà. Un boato che spezia il silenzio della notte, poi l'incendio, le fiamme, la paura. Notte di panico nel quartiere Arenella di Palermo, un'esplosione seguita da un incendio si è verificata in questa gelateria in piazza Tonnara, coinvolto anche un edificio di 3 piani. L'esplosione, avvenuta per cause ancora da accertare, ha provocato il crollo del solaio della palazzina lacerata dalle fiamme. Una tragedia evitata, sono state evacuate e messe in salvo 2 persone illese da 2 abitazioni dello stabile e non ci sono
morirono, persone ferite. L'incendio è avvenuto nella gelateria che c'è sotto al pian terreno, solo che appunto la deflagrazione è arrivata dentro casa, nel senso che la parete della cucina si è mollata e sono caduti appunto tutto uno stipetto che c'era con i piatti, è caduto tutto a terra e poi si sono lineate un po' tutti i tetti, ma delle lineature abbastanza gravi. Tanto che io ho pensato per un primo momento, perché stavo dormendo, ho pensato che si trattasse di terremoto, però c'è stato prima un boato veramente forte. L'esplosione è avvenuta poco prima delle 4:30 del mattino ed è stata avvertita anche nei quartieri limitrofi fra Acquasanta e Vergine Maria. Immediato l'arrivo dei vigili del fuoco, anche per effetto dell'inesistente traffico di quell'ora. Scientifica e inquirenti a lavoro per capire la dinamica, se si tratta di un cortocircuito o se possa esserci stata una mano esterna a provocare l'esplosione. 10 persone sono rimaste ferite, alcune in modo grave, in un incidente stradale avvenuto poco dopo le 4:30 del mattino a Palagonia, siamo in provincia di Catania, tra un furgone con 8 persone a bordo e un'autovettura con 2 passeggeri. I vigili del fuoco del comando provinciale di Catania sono intervenuti per soccorrere i feriti rimasti intrappolati tra le lamiere dopo lo scontro frontale. Ed è stato a Vittoria fermato dalla polizia un giovane tunisino accusato del ferimento di un 18enne connazionale avvenuto ad Acate. Ieri sera pare che i 2 giovani si siano dati appuntamento perché la vittima doveva del denaro al suo aggressore. Una breve pausa e poi al Taormina Film Fest l'eleganza di Catherine Deneuve. Dice di non essersi mai sentita una diva, Catherine Deneuve alla 71esima edizione del Taormina Film Fest riceve il premio alla carriera e incanta tutti con la sua innata classe. Desiree Ferlito. Classe e raffinatezza da vendere, un'altra diva del cinema approda a Taormina, accendendo la passerella del Film Fest, aggiungendo eleganza. Catherine Deneuve al Festival del Cinema riceve il premio alla carriera e presenta il film di Eric Hu. La diva francese racconta il suo legame con l'Italia, la carriera e l'amore per il cinema del bel paese. Io amo molto il cinema italiano, come il cinema giapponese è molto differente, ma è più vicino all'Italia veramente che l'Italia alla Francia. Non so, penso che si parla ancora di più del film italiano, ma a me mi piace molto il cinema italiano, sì. Spirit World, la festa delle lanterne, è il titolo del suo ultimo film ambientato in Giappone. Sarà nelle sale dal 26 giugno. Un drama fantasy che fa da ponte tra la cultura materialistica occidentale e la spiritualità di quella orientale. La Deneuve interpreta un insegnante di canto. Credo che ci sia musica nella vita di tutti i giorni, risponde l'attrice con l'ironia di chi vuole schivare le banalità e a chi le chiede appunto del suo rapporto con il canto. In famiglia dopo sì, si cantava molto a casa, dunque era una cosa abbastanza naturale. Una volta avevo preso un taxi e quando siamo arrivati dove andavo ha detto non paga, e ha detto perché lei ha cantato, più nessuno canta. Volto intramontabile del cinema internazionale, celebra la sua carriera ma mai se stessa, e a chi le chiede se si sente una diva, la Deneuve risponde così. Una diva? No. Mai? No. Banksy, realismo capitalista, l'arte in assenza di utopia, è la mostra dedicata all'artista britannico attualmente a Modica. Sentiamo Veronica Barbarino. Le sue incursioni artistiche appaiono nei luoghi simbolici dei conflitti o nei centri del potere economico e mediatico. I suoi messaggi scuotono, interrogano e non lasciano indifferenti. È l'artista britannico Banksy. Ora e fino al 2 novembre le sue opere a Modica in realismo capitalista, l'arte in assenza di utopie, all'ex convento del Carmine. Si chiama realismo capitalista, che è un concetto di un filosofo britannico che si chiama Mark Fisher, perché se guardate l'arte di Banksy scoprite che non c'è il futuro. Banksy rappresenta solo il presente e, come molti sanno, una critica al presente su diversi fronti. I spettatori scopriranno che Banksy non ha solo dipinto sui muri, ma anzi forse ha fatto più opere per il mercato che opere per la strada.
Oltre 100 opere, documenti e materiali originali con cui l'artista, con la tecnica distintiva dello stencil, restituisce il presente così com'è, crudo, spietato, ma anche tenero e disarmante, e denuncia guerre, disuguaglianze, consumismo e le contraddizioni del nostro tempo. Le sue opere sono una voce critica alla società contemporanea, che però forse lascia spazio anche alla speranza, racchiusa nell'innocenza di una bambina che fa volare un palloncino rosso a forma di cuore. Acciughe in fuga sono sempre di meno e sempre più piccole. Il piccolo pesce azzurro, tipico del Mediterraneo, modifica abitudini a causa dei cambiamenti climatici. Lorena Dolci ne parlerà oggi nel Focus con Nino Accetta, presidente di Confcooperative Sicilia, con un pescatore di Marzamemi, Salvatore Di Mercurio, e infine qualche consiglio culinario con lo chef Sebi Sorbello. In onda alle 14.30 dopo il nostro TG in streaming su siciliaweb.it. I vostri messaggi al 342 74 55 005. Breve pausa e poi lo sport con il calcio. Eccoci al calcio, a breve Pippo Inzaghi sarà ufficialmente rosanero, si attende il comunicato del Palermo. Sul mercato piacciono Borrelli ed Esposito. Sentiamo Marco Bullà. È ormai questione di ore per la fumata bianca. Pippo Inzaghi ha trovato ieri l'accordo definitivo con il Palermo, biennale più un altro anno in caso di Serie A, e il club siciliano a breve diramerà il comunicato dell'ingaggio. Al Pisa andranno circa 800.000 euro. Il Palermo ha quindi pagato la rescissione di Inzaghi con i nerazzurri. Il tecnico aveva ancora altri 2 anni di contratto e ora inizierà a fare mercato sulle richieste dell'allenatore. Per l'attacco potrebbe tornare di interesse Gennaro Borrelli del Brescia, soprattutto considerata la brutta situazione del club di Cellino, che per altri potrebbe rappresentare un'occasione. Su di lui però ci sarebbe anche il Pisa pronto alla Serie A. La situazione contrattuale del calciatore potrebbe infatti portare a un acquisto a prezzi modici o addirittura a un parametro zero. Borrelli, classe 2000, è una punta centrale pura e nell'ultima stagione ha realizzato 6 gol e 2 assist in Serie B. Per il centrocampo occhi su Sebastiano Esposito dello Spezia. Il regista sarebbe in cima alle preferenze di Pippo Inzaghi. Se ne parlerà la prossima settimana. Il DS rosanero Carlo Osti è pronto a formulare un'offerta. Arriva oggi in città il presidente del Catania, Ross Pelligra, fitto il calendario degli appuntamenti per la programmazione della prossima stagione. Francesco Triolo. Entra nel vivo la fase programmatica del Catania in vista della prossima stagione. L'arrivo di Ross Pelligra previsto per il pomeriggio. La serata di oggi mette in moto tutta la macchina rossazzurra che sino ad ora ha lavorato per presentare al proprietario del club tutti i fascicoli aperti. Da domani calendario di incontri fittissimo per il numero 1 del Catania, a cominciare da quello con Vincenzo Grella, il vicepresidente, il suo braccio operativo. Quindi sarà la volta dell'allenatore Mimmo Toscano, con il quale sembra scontato che il rapporto debba continuare, e con il direttore generale Alessandro Zarbano, poi con Ivano Pastore. Proprio il rapporto con quest'ultimo è quello che deve essere definito in maniera chiara. Pastore da gennaio ha affiancato il direttore sportivo Daniele Faggiano nel mercato di riparazione da collaboratore dell'area tecnica, un mercato che ha portato il rossazzurro Dini Allegretto, Frisenne e Dalmonte, Del Fabbro e De Paoli, risolvendo gli accordi con Chirico e Rapisardo e formalizzando le cessioni di Adamonis, Castellini, Carpani, Verna, Zanellato, Costantino e Chiarella, D'Andrea e Popovic. Da capire se a Pastore adesso, con l'addio di Faggiano ormai scontato ma da ufficializzare, verrà offerto il ruolo di direttore sportivo, oppure se lo stesso Pastore verrà confermato con la stessa funzione di collaboratore dell'area tecnica e quindi verrà ingaggiato un nuovo direttore sportivo. In quest'ultima ipotesi si aprirà il Totonomi. Sul fronte giocatori invece i nodi maggiori sono quelli di Cicerelli, per il quale non è scattato l'obbligo di riscatto da parte della Ternana, che quindi torna al Catania, mentre la stessa società umbra potrebbe ancora riscattare Ciancia, avendone l'opzione e non l'obbligo. È tutto, vi ricordo dopo la sigla il Focus, oggi curato da Lorena Dolci. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro buon pomeriggio.